Continua la digitalizzazione della sanità in Veneto, attivato il sistema di referti disponibili su internet anche a Bassano del Grappa, assieme a una nuova piattaforma web. Per ricevere online il referto dei propri esami di laboratorio basterà cliccare sul nuovo e aggiornato sito dell'azienda sanitaria numero 3 di Bassano, www.aslbassano.it. Il nuovo servizio, costato 100.000 euro, rientra nel progetto da 5 milioni di euro di informatizzazione della sanità veneta, denominato Veneto Escape, avviato dalla Regione e dal Ministero della Pubblica Amministrazione con il coordinamento di Arsenal.it, il consorzio di tutte le aziende sanitarie. Anche agli oltre 180.000 utenti della ASL bassanese, almeno a quanti hanno un PC e sanno usarlo, promette di far risparmiare tempo e denaro. Ogni referto ha un risparmio per il paziente, il cittadino paziente, di 12 euro. Questo porta a un risparmio per tutta la ULSS di 3 milioni e 100 più o meno e 72 milioni su tutta la Regione Veneto. Questo non rimane fino a se stesso perché si inserisce in quello che è il grande progetto di tutta Europa parla, che è il fascicolo paziente, e pensiamo nel Veneto di portarlo da qui a 2 anni. Più di 3.000 i referti scaricati online da casa a Bassano a un mese dall'attivazione del sistema, numeri che si prevede cresceranno sulla scorta dei risultati ottenuti dal servizio già attivo nelle farmacie. L'azienda numero 3 già oggi il 70% dei referti degli esami di laboratorio viene ritirato dalle farmacie. Questa è la base per la cartella elettronica sanitaria? Quella è un'altra operazione che partirà dopo le vacanze e che riguarderà la connessione tra l'azienda sanitaria e i medici di famiglia, in modo da costruire quella che è la situazione sanitaria del singolo assistito.